Oggi siamo qui a presentare un suo lavoro, è stato diviso in diversi segmenti. Sono dei libri dedicati alla Sardegna. Stefano, poco fa parlavamo e io apprezzo moltissimo il suo modo di esprimersi. Io credo di essere un buon divulgatore. Sì. Eppure, quando ascolto Stefano, rimango affascinato, non c'è altro da dire, perché ha un suo modo di descrivere la storia, di descrivere i personaggi, che veramente lascia un buon sapore. Dopo che lui finisce di parlare, abbiamo il cuore sollevato. Lui ha portato questi libri, la sua saga, la saga Sandahlia, o Sandahlia, è divisa in diversi capitoli. Il sogno di Amsicora, capite bene, Amsicora, personaggio sardo in epoca punica, ha avuto varie traversie anche con suo figlio che è morto in battaglia, Iosto, e quindi queste storie dell'epoca in cui i nuragici erano ormai nella loro fase tarda e i romani non erano ancora riusciti a romanizzare, a conquistare, insomma, i lati interni e forse anche qualche costa. Secondo me non è detto che le città costiere, insomma, si arresero velocemente. Quindi vedremo oggi di scoprire questo romanzo, che tanto romanzo non è, diciamo che è una storia assai reale, assai veritiera, romanzata per legare i personaggi, legare le varie storie, però c'è molto di vero. La prima domanda che ti faccio, Stefano, è: come ti è venuto in mente di parlare di questa storia che a scuola non si studia e quindi per assaporarla bisogna o iscriversi all'università e fare un corso di storia della Sardegna, oppure avere proprio la passione e catturare le notizie dagli autori antichi? Buonasera a tutti, non so se vi ricordate, noi ci siamo conosciuti 4 anni fa, forse prima del Covid, per presentare il primo libro. Noi ci siamo conosciuti 15 anni fa, quando Piroddi era uno degli animatori di Riprendiamoci la Sardegna. Mi hai messo una grandissima, anzi, la prestazione, adesso dopo quello che hai detto sulle mie capacità di divulgatore, quindi spero di reggere il confronto con le tue parole. Perché ho scritto questa saga? Allora, mi sono io imbattuto per caso, ma poi il tempo mi ha insegnato che il caso non esiste, che nulla accade per caso, in un articolo di Francesco Casula, uno storico che si occupa prevalentemente dell'epoca moderna e contemporanea, però per il suo blog Truncare Sascavenas aveva scritto un bellissimo saggio intitolato Amsicora, 2 punti, eroe sardo oppure ascaro cartaginese. E siccome tutto ciò, o meno il 90%, quasi tutto quello che sappiamo di Amsicora proviene da Tito Livio, e lui in quel saggio, da storico quale è, eccezionale storico credo io, ha minato profondamente tutta l'attendibilità storica di Tito Livio, allora mi sono detto: ma cavolo, ma se Tito Livio ci ha preso in giro su Amsicora, sulla guerra del 215, su tante altre cose, forse la sua monumentale storia su Roma, ad Urbe Condita, merita un approfondimento, soprattutto per quel che molto critico, soprattutto sul 23esimo libro della sua opera, che è quello che riguarda le guerre tra sardi e romani. Ho fatto il classico, un po' di rimasugli di latino e greco mi hanno aiutato in questo, ovviamente con il supporto di ben altre persone più in gamba di me, e mi imbatto poi in varie citazioni, più una bellissima che io già conoscevo ma che mi ha fatto piacere che tu avessi riproposto su Onebu, di Diodoro Siculo, che tu hai riportato anche in greco con la traduzione, testuali parole: per 500 anni cartaginesi e romani hanno provato a sottomettere i sardi senza riuscirci. E qui mi ha aperto veramente un mondo. Mi sono detto: ma
se io sfoglio il libro di quinta elementare di mio figlio, vedo che la Sardegna è colorata di rosso, interamente di rosso, come le altre province dell'impero romano. Però Diodoro Siculo, che è molto più vicino a quei fatti rispetto a noi, dice il contrario. Tito Livio stesso, in quell'articolo di Francesco Casula, viene appunto completamente delegittimato nella sua attendibilità di storico. E infatti, approfondendo, scopro che Tito Livio non è uno storico di professione, è uno scribacchino di professione, è lo scrivano di corte di Ottaviano Augusto, il quale al culmine del suo potere, quando si era reso conto che andava benissimo quel detto e fecero del mondo un deserto e lo chiamarono pace, doveva rilegittimare le pretese imperialiste di Roma con che cosa? Con una storia di Roma che potesse avere una sorta di spirito millenaristico. Cioè Roma, è vero, e questo è il lato negativo, ha fatto guerra a tutti i popoli che ha incontrato, come dice Marco Porcio Catone, anche violando tanti trattati e commettendo tante nefandezze, però lo ha fatto perché doveva portare la civiltà. E Tito Livio scrive una storia di Roma che fosse profondamente, secondo gli intenti di Ottaviano Augusto, millenaristica. Cioè Roma fa guerra per civilizzare. Ovviamente questo scopo ha come, diciamo così, effetto collaterale negativo la prima vittima di ogni propaganda, cioè la verità storica. E per quel che riguarda le guerre con i Sardi ci sono tantissime cose da dire. Abbiamo parlato, hai citato Amsicora, il secondo libro è Il sogno di Amsicora. Ebbene, se voi cercate Amsicora su Google, su Wikipedia o su qualsiasi anche libro di scuola, trovate magistrato cartaginese o condottiero sardo-punico. La prima cosa che dice Francesco Casula nel delegittimare questa visione delle cose è: attenzione, non c'è un solo scrittore antico che affermi una presunta origine cartaginese nordafricana di Amsicora, che in realtà invece è sardissimo. E guardate un po', il primo che si permise, senza nessuna prova storiografica, di dire che Amsicora non era sardo ma cartaginese è uno storico sardo, Camillo Bellieni. È probabilmente la prima fake news che riguarda la nostra storia, perché se nessun storico antico di lingua latina o greca, nemmeno Tito Livio, afferma un'origine non sarda di Amsicora, non si vede perché Camillo Bellieni incomincia a mettere in giro questa voce, che è diventata verità storica, tant'è che infatti la trovate ovunque, ma non c'è un solo scrittore antico che lo dica. E poi c'è il raccontino invece che fa Tito Livio. Affrontano nel 215 a.C. i romani di Tito, Manlio e Torquato. Iosto disubbidisce, così dice Tito Livio, e così noi sappiamo, così ci dicono, Iosto disubbidisce ad Amsicora per impulsività e per ambizione personale, perché vorrebbe sottrarre il trionfo al padre Amsicora e affrontare e sconfiggere i romani da solo. Viene sconfitto da Tito Manlio Torquato, dimezza quindi l'esercito sardo-punico in questo caso, e Amsicora si ritrova senza i guerrieri migliori ad affrontare Tito Manlio Torquato non nella battaglia di Cornus, attenzione, ma tra San Luri e San Gavino, per la precisione al rio Fenughe. E questa è la storiellina che ci raccontano. E adesso però entriamo nel merito della nostra visione come sardi di quegli eventi storici e vediamo se è più convincente la nostra visione oppure quella che ci dà Tito Livio, che è di parte. Qualcuno è stato al nuraghe di Tradori, in territorio di Narbolea? Qualcuno l'ha visitato? Tu forse sì, Luigi. Ok. Perché vi nomino Tradori? Sorge su una piccola altura, secondo Taramelli e altri storici, è lì che Iosto ha affrontato le legioni di Tito Manlio Torquato. Ma se qualcuno ha veramente perlustrato quel nuraghe, si accorge che in una delle pietre della recinzione muraria, antistante il nuraghe, lì dove c'è lo spazio tra il nuraghe e la recinzione, vi sono dei grafemi bellissimi che probabilmente riproducono una invocazione al toro di luce.
sulla destra, in un'altra pietra, c'è addirittura l'impronta di una mano. Secondo alcuni, non so se Piroddi sia d'accordo, io l'ho visto secondo me sì, ma io sono suggestionato dalle mie visioni, potrebbe essere l'impronta di una mano femminile, forse la sciamana che sacralizzò quel luogo quando venne posta l'ultima pietra di quel murale. Chissà. Sta di fatto che l'invocazione al toro di luce c'è, questa impronta c'è, probabilmente quel luogo è un luogo sacro per i nostri antenati. E qui cominciano a cambiare un po' di cose rispetto alla visione della battaglia e rispetto al comportamento di Iosto. Come ci dice Strabone, un geografo di lingua greca, i romani in Sardegna facevano terra bruciata. Il loro primo obiettivo era distruggere i luoghi sacri. E Strabone ci fa il caso, avvenuto sia nella guerra del 215, quindi con Amsicora, poi in quella del 178, in cui i romani attaccarono il sito sacro di Santa Vittoria di Serri e lo diedero alle fiamme. Taramelli ci dice, anche Strabone, soprattutto Taramelli ovviamente 2000 anni dopo, se osservate alcune pietre del sito sacro di Santa Vittoria di Serri trovate ancora i segni dei roghi. Ma ci dice Strabone, veniva dato fuoco a quei luoghi sacri con donne, bambini e anziani dentro quei luoghi. Lo dico io, lo dice Strabone, una voce poi confermata anche da altri storici. Sapendo che i romani avevano questa abitudine, distruggere tutto ciò che aveva a che fare con la nostra spiritualità più antica, i nostri culti più ancestrali, sapendo che a Tradori, come vi ho detto, vi sono segni tangibili del nostro retaggio spirituale più profondo, forse la visione dei fatti storici che ci dà Tito Livio va rivista secondo la nostra ottica. L'invocazione al toro di luce, forse uno dei primi nuraghi, l'impronta probabilmente magari di una donna sacra, sapendo che l'avrebbero distrutto e che quella era una posizione ottima per affrontare i romani, Iosto non disubbidì ad Amsicora, forse fu Amsicora stesso a chiedere a suo figlio di difendere a ogni costo quel luogo perché rappresentava la nostra stessa spiritualità più antica. Magari le tre donne del nuraghi di Tradori, secondo Dolores Turchi, quindi Sciamanesimo in Sardegna, il libro che io consiglio a tutti, ogni fonte di ogni nuraghe era custodita da tre donne di tre età diverse perché rappresentano le tre età di ogni uomo. Forse su sollecitazione stessa di queste tre donne Amsicora chiese a Iosto di difendere quella posizione. Primo perché era un luogo sacro, secondo perché il leggero dislivello avrebbe consentito ai sardi di sfruttare l'altezza per caricare in discesa i romani, come probabilmente avvenne, ma soprattutto da lì era possibile vedere il golfo, da cui poi videro appunto arrivare le pentere cartaginesi. Se qualcuno è stato lì lo sa bene, tant'è che infatti tutto alla luce di questo, secondo me va rivista l'idea di un Iosto recalcitrante agli ordini del padre. Tra l'altro il figlio di un comandante in capo difficilmente può disubbidire, probabilmente quindi è una sollecitazione di Amsicora, che poi nel frattempo va a raccogliere altri guerrieri nel centro Sardegna, sfruttando il fatto che venisse ritardato l'avanzamento di Tito Manlio Torquato. Ci fu battaglia e se avesse ragione Tito Livio non si spiegherebbe per quale motivo, visto che anche Tito Livio poi se lo pone il dubbio, come mai se i romani hanno veramente sbaragliato Iosto, e ce lo dice anche Tito Livio, tornano indietro e a marce forzate verso Caralis, dove c'è il Vicus Militum, c'è la posizione fortificata del governatorato romano di Cagliari. Come mai, se avessero davvero sfondato le linee di Iosto, avrebbero puntato dritti sulla capitale dell'insurrezione, che era Corvus, a pochi chilometri? Non fu così. Non sono cose che lui scrive perché le ha viste, scrive di seconda o terza mano sulla base delle testimonianze di uno storico, Valerio Anziate, che non godeva nemmeno lui di grande credibilità nel suo tempo. Quindi noi abbiamo
un presunto storico che in realtà è uno scrivano di corte, Tito Livio, che ci parla delle guerre tra Sardi e Romani, in particolare quella del 215, attingendo a fonti e a documenti di seconda e terza mano. Quindi non è attendibile in nulla. Però quelli che al ministero scrivono i libri o chiedono di scrivere libri o danno le indicazioni per scrivere libri di testo per le scuole elementari, medie e superiori, Roma Caput Mundi. però qui non fu Caput Mundi. Allora, e questa è una delle tesi di Sandahlia, tra l'altro assolutamente confermate da tante prove. Se la Sardegna fu davvero romanizzata non si spiega come mai nel 594 Papa Gregorio Magno, 594 d.C., Papa Gregorio Magno dovette scrivere a Ospitone Dux Barbaricinorum, capo dei Barbaricini, per chiedergli con una lettera colma di ossequi e di rispetto, chiedere, visto che erano l'unico popolo ancora non cristianizzato dell'Europa mediterranea, chiedergli se è possibile di convertire i Barbaricini, come scrive lui, che ancora erano legati ai culti ancestrali della Dea Madre, delle pietre e degli alberi. Altra prova a favore di una non romanizzazione, quindi di una non conquista del nostro popolo e della nostra terra. Come mai tutti i regni romano-barbarici, nati appunto da un segmento di popolazioni barbariche di origine germanica che si uniscono a una parte dell'impero romano, hanno un'impostazione sociale, economica e politica di tipo feudale, mentre in Sardegna no. In Sardegna non abbiamo dei regni patrimoniali, cioè che appartengono al sovrano, come in epoca feudale. Da noi ci sono i giudicati. E poi abbiamo la grande prova della toponomastica. Più del 50% dei nomi di foreste, boschi, fonti, passi montani, colline, luoghi sacri, hanno nomi di origine non latina. Forse occorrerebbe riscrivere i libri di storia e incominciare a rivedere anche la nostra idea di sardi, perché la mia suggestione più grande è che se noi siamo stati l'unico popolo nel Mediterraneo capace di resistere a Roma è perché c'è una motivazione profonda. Allora, noi sappiamo, siamo nel 2024. Pensiamo a tutto lo straordinario potere evocativo che ci danno un sito con dei nuraghi, con tombe di giganti, pozzi sacri. E siamo nel 2024. Pensate a quanto poteva essere potente il significato evocativo di questi luoghi per i sardi di 2300 anni fa, che praticamente, se è vera la datazione ufficiale che la civiltà nuragica è caduta nel V-IV secolo a.C., i guerrieri di Amsicora forse nei bivacchi intorno al fuoco avevano sentito queste storie dai loro nonni e dai loro bisnonni. Forse i guerrieri che scendevano in guerra contro Roma non avevano semplicemente l'obiettivo di difendere la propria famiglia, una libertà così, la propria comunità. Forse era un intero mondo dietro le loro spalle che li spingeva, li ispirava. Forse un'intera grande civiltà dietro di loro era presente sul campo di battaglia, la civiltà nuragica. E allora non si spiega come mai 1500-2000 anni di civiltà nuragica vengano trattati sul libro di mio figlio, 11 anni, in 7 righe, mentre 7 capitoli dedicati alla civiltà romana. E diciamocela tutta. Vi ricordate quando era stato pubblicato quel libro per le elementari della Feltrinelli? La prima pagina, la cartina dell'Italia, in cui ogni regione doveva essere rappresentata da un monumento tipico, quindi le pecore anziché. Eppure chiunque abbia, e Pierluigi me lo può confermare che ne sa più di me, la Sardegna ha 1/5 dell'intero patrimonio architettonico d'Italia, 1/5, noi da soli, più del Lazio, che avrebbe la culla dalla presunta civiltà romana. Adesso qualcuno dirà, ma perché presunta civiltà romana? Non riesco, da quando ho approfondito la grandezza, soprattutto spirituale, della civiltà sarda, non riesco più
a considerare civiltà o comunque civiltà pari alla nostra, quella greco-romana, in particolare quella greca, che secondo tutti i manuali dovrebbe essere la culla della civiltà occidentale. Perché dico questo? Non sono femminista, ve lo dico già e poi approfondiremo, però io non posso pensare di definire come civiltà un insieme di regole sociali, comportamentali, religiose e dogmi spirituali in cui la donna vale meno di zero. E qui arriviamo a un'altra cosa che non è un caso, perché ripeto, per me nulla avviene per caso. Mi imbatto in un documentario su Rai 5 in cui parla la più grande grecista italiana. E guarda, c'ho anche i brividi, perché mi ha cambiato completamente l'idea che io, facendo il classico, mi ero fatto di Eschilo, dei tragici. Eva Cantarella, quindi non Stefano Piroddi, la più grande grecista vivente. Infatti vedo che qualcuno conferma, così non passo per un partigiano esagerato della sardità. Eva Cantarella incomincia ad analizzare in maniera completamente diversa da come io l'avevo studiata la grande tragedia di Eschilo, l'Orestiade. Guarda caso, quando me la spiegavano in varie occasioni si fermavano sempre in un momento particolare, tale per cui io non potevo capire cosa si celasse dietro quella tragedia, che tra l'altro, adesso non starò lì a raccontare tutti i dettagli, è meglio di una serie TV, perché è piena di colpi di scena. Il primo colpo di scena con cui si apre la tragedia, attenzione perché il finale è quasi drammatico, ma per le nostre considerazioni rispetto alla civiltà greca, si apre con Agamennone che non riesce a far partire la sua flotta per Troia. I venti sono contrari. I venti sono contrari, gli dice il suo indovino, che lui subito ovviamente interpella, perché lui probabilmente ha fatto qualcosa di grave contro la dea Artemide. Agamennone ovviamente è il capo di una città-stato, Micene, è il capo di tutte le altre città-stato che temporaneamente si sono unite, temporaneamente, significa che se passa un po' di tempo l'alleanza si sgretola, perché se non partono viene a mancare la ragione stessa di quella spedizione, cioè il bottino, la conquista di Troia. E allora lui ovviamente chiede all'indovino, va bene, tu mi hai detto cosa ho fatto, però dimmi anche come posso emendare la mia colpa, come posso farmi perdonare la dea Artemide. È semplice, devi uccidere una persona della tua famiglia a te cara. E lui fa Grecia no? sì, lui fa un conto, vedete, c'è mio figlio Oreste, c'è mia figlia Ifigenia, c'è mia moglie Clitennestra. L'indovino lo blocca subito, no, è tua figlia, devi uccidere, sacrificare lui. Cala la morte sugli occhi di Agamennone, ma soprattutto sugli occhi della madre Clitennestra, che lo supplica, dice non sacrificare il nostro figlio, rinuncia a questa spedizione. Qui c'è già il contrasto, tra l'elemento potere tipico del principio maschile del cosmo incarnato da un re greco, condottiero capo, assetato di potere e di conquista di bottino, e la donna che ha altri valori ovviamente, il principio femminile del cosmo, l'amore che diventa eternità, l'amore per la figlia, e lo supplica, ovviamente lui. Dice Eschilo, gli dà un corpo così? No, è già deciso, a malincuore perché ama sua figlia, ma lei viene sacrificata e il giorno dopo i venti soffiano in direzione di Troia. La spedizione può partire, ma la moglie ovviamente merita vendetta. In quei 10 anni crea una sorta di connubio amoroso, ma anche di amorosi sensi, ma anche con finalità vendicative, con il cugino Egisto, col cugino di Agamennone, e come Agamennone 10 anni dopo rientra a corte, con un inganno, lei lo fa pugnalare da Egisto. Un fatto di sangue gravissimo. Viene uccisa una consanguinea. Cosa fa Oreste il maschio? Vendica suo padre e uccide la madre, Clitennestra. A quel punto intervengono delle figure mitologiche particolari della tradizione greca, le Eumenidi, anche dette Erini. Sono le dee femminili della vendetta, coloro che perseguitano fino alla morte colui che si macchia o colei che si macchia di un omicidio e quindi il sangue dell'omicidio di un consanguineo. Perseguitano Oreste, lo perseguitano ovunque, lui non sa più come fare, finché il dio Apollo gli dice vai ad Atene, sono molto più tranquilli di lei, non verranno a disturbarti, anche perché farò in modo che mia sorella Atena convochi l'Aeropago. L'Aeropago è la massima autorità giudiziaria,
E qui arriviamo al colpo di scena, che credo vi lascerà un po' di stucco. Allora, l'Areopago sono 10 membri, 10 giurati, presieduti dalla dea Atena. Devono decidere se Oreste è colpevole perché ha ucciso sua madre, oppure se è innocente perché ha vendicato suo padre. 5 giurati sono a suo favore, 5 giurati sono contro di lui. Deve decidere la dea Atena. È una dea femminile. Cosa si aspetterebbe qualcuno? Chiunque, credo, almeno io ero così quando sentivo la storia raccontata da Eva Cantarella, che lei avrebbe deciso per la colpevolezza di Oreste. E invece no. Dice che ha fatto bene, ma è la motivazione che segna un solco profondo nella mia anima, nella mia coscienza, rispetto a quello che credevo sulla civiltà greca. La motivazione di Atena, che ovviamente è la motivazione di Eschilo. Oreste va prosciolto, non va condannato, perché uccidere una donna, anche se madre, è meno importante che uccidere il padre, perché la donna non è genitrice. Il vero, unico genitore nella civiltà greca è il maschio, e la donna è il ricettacolo del seme maschile. Tant'è che infatti, questa è la motivazione, però a scuola, siccome il ministero attraverso i suoi professori doveva diffondere l'idea di una culla greca della civiltà occidentale di cui anch'io come sardo dovrei far parte, quando me lo spiegavano si fermavano sempre un attimo prima di darmi la motivazione, che io ho scoperto 25 anni dopo la maturità. Attenzione, Eschilo con l'Orestiade vinse gli agoni tragici in quell'anno. Significa che nella mentalità greca degli spettatori o di chiunque fosse stato chiamato a giudicare la migliore tragedia, quello era un dato di fatto, quello era un dato acquisito. Tant'è che infatti 100 anni dopo Eschilo, Aristotele cosa dice? La donna, un animale senza raziocinio. Non mi attardo a dire tutte le nefandezze che anche Platone, anche se in misura minore rispetto a... È quella cultura. Ad Aristotele. Esatto. Quella cultura, non È quella cultura. È quella cultura. Questa digressione nella mitologia, in questa storia, in questa mentalità greca, ovviamente per me è importante per sottolineare il confronto con la civiltà sarda e provare a dare una motivazione che io espongo in questi romanzi sul perché, sul motivo per cui i sardi furono probabilmente l'unico popolo nel Mediterraneo capace di resistere a Roma. E sta nella loro profonda diversità, soprattutto spirituale. La donna non era semplicemente la custode del focolare. Era la dea. La donna in Sardegna nasce dea, ha ragione la signora. Quando io ho letto uno dei libri secondo me più belli di antropologia di Bachiso Bandino, il libro La donna, la maschera e lo specchio, mi sono imbattuto in un capitolo straordinario in cui si parla del carnevale in Sardegna e se ne parla in questi termini. Lui dice, ve lo sintetizzo molto velocemente: abbiamo un carnevale tradizionale per ciascuno dei 377 comuni della nostra terra. Quando parlo di carnevale tradizionale intendo un carnevale con radici ancestrali, non parlo di re Canciofari a Cagliari o di altre modernità. Lui lo analizza da antropologo e ci dice sono tutti diversi tranne che per un elemento. No, diverso. Allora, che in tutti i nostri carnevali tradizionali con retaggio ancestrale è soltanto l'uomo che si maschera. E si maschera da animale o da donna. Perché è l'unico periodo dell'anno in cui l'uomo sardo, quindi il maschio della specie umana in Sardegna, può ascendere alla divinità apponendosi su qualcosa che non gli appartiene dalla nascita. C'è una maschera che lo riconduce a qualcos'altro. La motivazione che ne dà Bachiso Bandino mi trova perfettamente d'accordo, se non altro perché ho conosciuto le mie nonne e determinate dinamiche familiari. La donna non si maschera nel nostro carnevale tradizionale semplicemente perché nasce dea. Sin dalla sua nascita ogni donna in Sardegna nasce dea ed è considerata come tale. L'uomo, per ascendere alla divinità, fa il cosiddetto percorso dei subvalenti, anche detto il percorso dell'eroe. Il maschio della specie umana in Sardegna, poiché non nasce divino come la donna, può ascendere alla divinità, diventare eroe, quindi semidio, in vita,
o come direbbero i personaggi di Sandahlia, un assoluto vivente, qualora riesca a dimostrare che la sua virilità non è fine a se stessa, ma conforme a un quadro di valori in cui il maschio è forte, rispettato, semidio, eroe, se difende l'armonia rappresentata dalla donna. Il principio femminile del cosmo rappresenta in Sardegna tutto ciò che è armonia, equilibrio, follia creativa, rapporto con l'assoluto. L'uomo deve essere capace di essere all'altezza di questo. Non vuol dire che la donna sia superiore all'uomo, sono ruoli diversi, e soprattutto non vuol dire che una donna, poiché nasce dea, sia poi dopo completamente deresponsabilizzata. È non troppo comodo. Anche lei deve fare una sorta di percorso. Nasci dea, dimostralo di essere fino alla fine dei tuoi giorni. Come? Sei una donna, rappresenti l'assoluto sognante, rappresenti l'universo, rappresenti le stelle che brillano. Beh, non accontentarti di brillare. Brilla per illuminare la via. Non accontentarti di guardare la tua luce riflessa in uno specchio, ma brilla per ispirare il maschio. È in questo che si concretizza la complementarietà di principio maschile e principio femminile del cosmo nella nostra tradizione, di donna e uomo, sarda e sardo. La donna deve brillare per illuminare la via, l'uomo, se non vuole che la sua forza virile sia distruttiva di se stesso o distruttiva del cosmo, deve seguire la luce della donna che gli indica la via. D'altra parte, non può sembrarci così astruso se solo pensiamo, e io l'ho fatto, ai nostri nonni e alle nostre nonne, ai rapporti tra i nostri nonni e le nostre nonne. Questo concetto della donna che brilla per illuminare la via e dell'uomo che si conforma per fare di se stesso un assoluto vivente, se possibile, e quindi non vanificare la propria vita, lo vediamo anche in altri esempi. Dante Alighieri, quando affronta il percorso dell'inferno e del purgatorio, si serve della dotta guida di Virgilio, ma quando deve affrontare il pellegrinaggio nelle 9 sfere celesti, chiede a Virgilio di mettersi da parte, perché la luce è femmina. E nell'antica Grecia, questo viene un po' a loro favore, obiettivamente bisogna riconoscere che l'artista, in primis Omero, prima di fare qualsiasi cosa in cui possa concretizzare e dare senso alla propria creatività, invoca le muse. Sono 9, sono dee e sono donne. Quindi, quando i romani arrivano in Sardegna, nel 238 a.C., approfittando di una rivolta di mercenari cartaginesi, anche lì violando un patto, quindi come vedete i romani erano recidivi, ce lo dice un grande romano, tra l'altro di origini però latine etrusche, che era appunto Marco Porcio Catone, che l'ho citato prima, il quale da senatore romano, da edile romano, da console romano, che era stato anche 10 anni in Sardegna, non faceva che stigmatizzare i comportamenti abominevoli dei suoi concittadini, che facevano guerra per un non nulla, che approfittavano di qualsiasi scusa per fare guerra al proprio vicino, ingrandire il proprio potere. Quando arrivarono appunto in Sardegna lo fecero violando un patto con Cartagine, approfittarono di una rivolta, come vi dicevo, di mercenari cartaginesi, occuparono, in men che non si dica, le piazze forti cartaginesi sulla costa, da Caralis fino a Otoca, e anche Terranova, che è la zona intorno a Olbia, praticamente, odierna Olbia. E però, ci dicono le fonti antiche, sin da quel momento in Sardegna c'era o un console o entrambi i consoli, perché i sardi non gli permettevano questo. Voi sapete, se avete un po' di infarinatura di storia romana, che il console è la massima magistratura romana, incarna il potere esecutivo. Sapere che dal 238 in poi in Sardegna c'era sempre almeno un console o in alcuni casi addirittura 2 consoli significa che la Sardegna era tutt'altro che pacificata. E la sua riottosità la dimostrò in almeno 11 guerre. Quella che affronto nel secondo libro è la guerra del 215 a.C., che, come vi dicevo, analizzo da una nostra prospettiva completamente diversa da quella di Tito Livio, che è sempre e comunque, la nostra prospettiva, un'ottica, una prospettiva di tipo sacrale e spirituale. Le motivazioni che animano Iosto, Amsicora, i nostri guerrieri,
non sono di tipo economico, come ci dicono i libri di storia, non sono di tipo utilitaristico. Difendono la nostra terra, difendono il nostro popolo, perché soprattutto difendono il retaggio sacrale e spirituale incarnato dal nostro popolo e dalla nostra terra sacra. Amsicora è sardo fino al midollo, si sente investito di una missione perché si sente predestinato, è un principe, un nobile, guerriero di antico lignaggio nuragico, e nel nome di quel passato difende la sua terra e il significato che ha la sua terra per lui e per i suoi concittadini rispetto a un invasore che è completamente diverso da noi. In questa immagine, ovviamente stilizzata, questo è un fotogramma del cortometraggio che abbiamo proiettato l'altra volta, Amsicora è in mistico raccoglimento davanti ai giganti di Multiprama. Probabilmente neanche c'erano più i giganti di Multiprama nel III secolo a.C. Però, esatto, anche io ho qualche dubbio. Esatto. Secondo me li hanno distrutti i romani. Sì, quindi probabilmente c'erano, perché no, qualcuno me l'ha fatta questa obiezione, ho detto, ma nessuno ha la macchina del tempo, nessuno era lì per intervistare Amsicora o vedere se c'erano ancora. Però gli storici, qualche storico, porta avanti l'ipotesi che i romani tendevano ovunque invadevano di rispettare le religioni dei siti che venivano invasi. No, i romani no. I romani distruggevano. Guarda quello che hanno fatto a Cartagine, addirittura hanno raso al suolo. Sparso il sale. A Cartagine i romani Ma perché questi storici? hanno tagliato, scusa Piero, Cartagine sorge su una collinetta dove c'è la Birsa, l'acropoli è lì. I romani, dopo che hanno conquistato Cartagine, hanno tagliato la montagna, l'hanno spianata, rovesciando su tutte quante le tombe che si trovano giù nei pozzi punici, la terra che era rimasta, e lì sopra hanno fatto il foro, hanno cancellato tutto. Quando vanno a fare gli scavi a Cartagine trovano le case di 6 piani. Cartagine è rimasta cristallizzata al 146, quando è stata? 146, terza guerra mondiale. Terza guerra pure, 146. Si fanno gli scavi e noi abbiamo la Cartagine intatta del 146 a.C. proprio perché è stata spianata la Birsa ed è stata sepolta la città. Invece molti storici scrivono il contrario. L'archeologia verifica un'altra cosa, Esatto. serve a quello. La storia molto spesso, credo, siamo tutti d'accordo, è figlia della propaganda, magari di un certo stato. Ovviamente, io ho provato con la saga di Sandahlia, io potevo scrivere dei saggi, perché effettivamente vi sto proponendo delle tesi. Ho preferito la forma romanzo perché ho provato a colmare un'altra delle lacune del nostro popolo. Perché poi ho fatto una ricerca lunghissima 10 anni fa prima di iniziare a scrivere. Probabilmente siamo uno dei pochi popoli, non vorrei azzardarmi che siamo l'unico, che non è una letteratura epica. Sì, lo volevo dire prima. I sardi non hanno personaggi mitologici, mentre i romani hanno Romolo e Remo, la Lupa. Hanno costruito un impero. Sì, costruiscono, hanno Non parliamo il dei loro greci. pantheon, non parliamo dei greci, ma anche gli stessi egizi. I sardi no. I sardi non hanno dei. Di conseguenza non abbiamo una letteratura epica e soprattutto non abbiamo quindi un racconto che sia stato capace di mitizzare le grandi gesta dei nostri antenati. Forse la motivazione, chiedo anche a voi, può essere nel fatto che non si può mitizzare una storia che non conosciamo perché non ce l'hanno fatta conoscere. No, perché erano molto realisti. I sardi? Sì. Secondo me sono un po' più di sognatori, con i piedi per terra, però... No, molto realisti, ma anche attualmente. Molto I sardi concreti. parlano poco. in esprimono quel poco. senso sì, però... Cioè, è così e basta, non posso pomparmi, perché io non ce l'ho tutta quella pompa, sono così. E quindi non faccio nulla. Invece secondo me Io la vedo così. dovremmo essere capaci invece di recuperare la grandezza del nostro passato, che io penso che ci bello sia. per diffondere. Sì, perché a me piacerebbe vedere 7 capitoli sui libri di testo di mio figlio, dei ragazzi, 7 capitoli sulla civiltà nuragica, magari scritti da Pierluigi, anziché 7 righe scritte da chissà chi, perché la cosa più, se non fosse tragica ci sarebbe da ridere, la cosa più incredibile, paradossale, che queste 7 righe
sono intitolate La civiltà nuragica, però dei nuraghi neanche parlano in queste 7 righe, non viene data nemmeno una motivazione su cosa siano i nuraghi, quindi è paradossale. Mi piacerebbe invece che magari la storia di Roma fosse svincolata dall'impostazione millenaristica e civilizzatrice che ancora un po' c'è, diciamocelo francamente. Ma scusa, il motivo secondo te qual è? Il fatto che non se ne parla in nessun testo. Non c'è scrittura. No, vabbè, Quando togli la memoria a un popolo lo stai cancellando, e gli impedisci, gli impedisci di poter gli togli le fondamenta. di dire la sua. Io la vedo in questo modo. Tra l'altro, il fatto stesso che l'Oristiade venga spiegata in un certo modo, che la civiltà greca venga pubblicizzata e propagandata in un certo modo. E io vi ho dato degli elementi, non per dire che non sia così, perché non mi permetterei mai, almeno di dubitare. Io vi do degli elementi alternativi che ci possono essere. Dubitiamo di questo. Ma non ci mettono neanche nella storia perché non hanno trovato la scrittura, quindi cosa hanno Io trovato? su questo qualcosa da obiettare, però non è l'argomento di oggi, quindi non mi permetto di aprire bocca su questo. Sta di fatto però che determinate cose sono state comunque tramandate. Probabilmente sì. Io ho intervistato più di 2000 anziani della Sardegna. Io ho provato a fare ciò che già Raimondo De Muro fece 45 anni fa, intervistando gli anziani tra il 79 e l'83, e da cui poi uscirono i 7 quaderni della nuragiologia, della nuragia. Non so se qualcuno di voi li ha mai letti. Sono, credo, un bel compendio del nostro patrimonio istituzionale, spirituale. Allora, grazie a Dio c'è l'archeologia. L'archeologia è la comunicazione per reperti, per immagini, per simboli, e attraverso questi si possono raccontare le storie. Certo, quando noi vediamo i bronzetti, io a lezione dico spesso che i bronzetti noi purtroppo li abbiamo, quando vengono trovati, li abbiamo staccati dal loro luogo di origine per metterli all'interno delle vetrine. Questo lo racconto sempre. Invece facevano parte di un racconto. Pensate al presepe cristiano, dove c'è la Madonna, San Giuseppe, il bue, l'asinello, i re magi. Ognuno di questi personaggi racconta una storia. Se lo togliamo dal presepe e lo mettiamo nella vetrina di un museo, perde completamente il suo ruolo, le sue caratteristiche. Ecco, noi con i bronzetti sardi abbiamo questo problema. Fanno tutti parte di una scena, di una comunicazione per immagini, però purtroppo sono stati sradicati dal loro ruolo e ci viene molto difficile capire che vita facevano. La Sardegna è l'unico luogo dove ci sono i bronzetti che raccontano la vita. Non esiste in nessun'altra parte del mondo. Noi potremmo capire come si vestono, che cosa facevano, che tipo di sacrifici, che tipo di cibo utilizzavano attraverso i bronzetti. Però li dobbiamo prendere singolarmente. Quindi da poco su Facebook ho messo un post dove ho fatto vedere questo arciere con un arco che gli arrivò fino alla testa e ho detto: guarda un po', questo sembra l'arco di Ulisse che nessuno poteva attendere. E ho fatto un post dove ho detto: ma non sarà possibile che i sardi avessero qualche figura eroica che poi magari ha ispirato gli scrittori greci? Magari erano tramandate solo oralmente. Certo. Ma, Venivano tramandate, infatti certo. la tradizione orale avviene a memoria, come se Certo. fosse una preghiera, come avviene anche per gli egizi. Certo. Quando non c'è la scrittura si mantengono molto più intatte le storie antiche, perché vengono tramandate a memoria. Nessuno scrive fronzoli e quindi molte storie, molte tradizioni che abbiamo noi oggi in Sardegna derivano da radici lontanissime. Gli antichi greci, tra di loro, col confratello Pierluigi, si chiamavano Danai. Danai. Quindi la radice è Dan. I popoli celti tra loro in gaelico si chiamavano Tatua de Danann, di nuovo Dan. Abbiamo gli scandinavi, per cui danesi ancora Dan, e poi abbiamo gli Sher Dan, che dovremmo essere noi, secondo me siamo noi. Chardin. Sher Dan, sì, Sher Dan.
Quindi questa radice Dan, chissà, e se i Dan fossero quei popoli venuti dalle steppe eurasiatiche, che magari ovunque sono riusciti a imporre il retaggio indoeuropeo di una cultura prettamente patriarcale, che poi ha sedimentato i suoi semi, per me nocivi, deleteri, negativi, in Grecia, che sono poi sbocciati in quella tragedia, quindi in tutta quella cultura totalmente antifemminile, sbaragliando la precedente cultura mediterranea che era ovunque, mentre da noi magari no. Magari da noi, è un'ipotesi la mia, magari da noi i Dori, gli indoeuropei, quindi parliamo dell'invasione 2000 a.C., la prima, la seconda 1200 a.C., magari da noi hanno trovato un'opposizione tale dalla cultura mediterranea locale legata al culto della dea madre, tale per cui loro non sono riusciti totalmente a imporla, preferendo, in omaggio al detto per cui se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fatelo amico, fonditi con lui, forse hanno creato un meraviglioso crogiuolo da cui è nata la civiltà nuragica. Il cielo e la terra, l'uomo e la donna, il principio maschile e il principio femminile del cosmo, che hanno trovato nella nostra terra sacra il calderone più bello in cui poter generare una cultura che era diversa da tutte le altre. Però la mia è un'ipotesi, è parte da questa suggestione dovuta all'etimologia di questi popoli. I greci si chiamavano tra loro Danai, dopo l'invasione dorica del 1200 a.C. Quindi da loro si erano già imposti in quel senso. Da noi Danai, che sono Shardana, forse hanno avuto un altro destino. Non lo so. Io mi pongo sempre degli interrogativi, poi ciascuno dà le sue risposte, ovviamente. Comunque c'è da dire che la Sardegna, per la sua posizione strategica, è proprio una cerniera che ha mescolato in maniera intelligente e profonda le culture mediterranee con le culture megalitiche, le culture che arrivano dal continente europeo. L'archeologia ci dice che durante l'età del rame si sono mischiate perfettamente e la civiltà nuragica nasce al termine dell'età del rame, quindi tutto questo crogiuolo di modi di vivere che si sono uniti è stato l'humus per la formazione della civiltà nuragica, che infatti ha delle doti sia, bravo, anche secondo me sia orientali sia sì, secondo me è un occidentali. sincretismo perfetto. Io ho una curiosità, Sì. perché hai detto che secondo te i sardi erano e sono dei sognatori? Di visionari in senso buono. Sì, esatto. E che cosa te lo fa pensare? Perché adesso c'è una domanda difficilissima a cui rispondere. Secondo me sono riuscito a rispondere attraverso i romanzi della saga di Sandahlia, perché Amsicola stesso secondo me era un grande sognatore. C'è un momento del racconto in cui Amsicola ha alcuni giorni di raccoglimento, deve affrontare gli agoni sacri per decidere chi sarà il condottiero dei sardi per una certa missione, su cui non sto ad anticiparvi nulla. Quindi lascia la sua casa, va in un luogo remoto e viene seguito però da una vergine guerriera, che è quella che ha detta insomma, fargli da guardia del corpo eccetera nella narrazione. Vedi il sogno, mi ha subito e lui si mette a meditare su una collina. Non vi dico il nome, però vi dico la leggenda legata a questa collina, perché magari qualcuno la conosce. La chiamo Colle di Janua. Secondo questa leggenda di quel luogo, chiedo scusa, No, non è successo niente. i sardi che abitavano quel villaggio, ritenendosi parte delle stelle, per dialogare meglio con le stelle, avevano deciso di creare questa collina. Quindi una collina artificiale, per essere più vicini alle stelle e poter dialogare con loro. Tanto che infatti un saggio del romanzo gli dice, certo, noi dialoghiamo, noi sardi, dialoghiamo con le stelle perché veniamo dalle stelle. Secondo la leggenda di quel luogo, la collina in questione, dove va Amsicola a meditare e a guardare la sua stella preferita,
sarebbe artificiale per questo motivo, cioè 3.000 anni fa, questo me l'hanno raccontato gli anziani del posto, però non vi dico qual è il posto, perché magari l'ho capita, avevano fatto questo. C'è una paura del mare, io non dico cose, ma... Non parlo, però leggendo sicuramente lo capite perché gli indizi li do. E poi c'è un momento, e quindi ve lo sto spiegando attraverso la mia narrazione, perché non riesco a dare una risposta logico-razionale a questa domanda. E c'è un momento del secondo libro invece in cui uno dei senatori romani dà un convivio con alcuni ospiti, uno viene dalla Magna Grecia, un altro è di origine etrusca, a un certo punto, non dico su quale motivazione, a un certo punto litigano e io faccio dire agli ospiti: attenti romani, è vero, a noi ci avete sottomesso, a noi ci avete conquistato, da quelle parti sarà un po' più difficile, perché i sardi, che io chiamo sandalici, non solo sono grandi guerrieri e grandi sognatori, ma sono guerrieri che credono ai propri sogni, quindi non li sottometterete mai. Non so se ti ho risposto anche nel tuo caso, però io... il nostro essere visionari, come dice Pierluigi, in senso positivo, quindi sognatori, per me è legato a quel retaggio sacrale spirituale. È o non è il principio femminile del cosmo, la culla del sogno? È o non è il sogno capace di ispirare anche l'uomo nel guidare la propria vita, seguendo i suoi progetti e le sue ambizioni? Assolutamente sì. Se la nostra civiltà, per le motivazioni che vi ho detto, è totalmente impregnata di Dea Madre, il principio femminile del cosmo, secondo le modalità di cui abbiamo parlato, allora per forza devono essere dei grandi sognatori. E forse un po' lo siamo anche noi. Sì. Io ho fatto una presentazione a Goni. Per alcuni incredibili accidenti del momento, però ripeto, nulla accade per caso, a un certo punto la presentazione venne rimandata al tramonto. E attenzione, era fine agosto, e quindi era all'aperto e avevo il menhir dietro. Quindi facevo la presentazione di Sandahlia in un luogo sacro con il menhir alle mie spalle e l'albero della partoriente, non so se ce l'hai presente quello. Ah, e quella era un'anomalia dell'albero. Sì, ma Però sembra... chissà i sardi antichi quanto ci avevano ricamato su quella anomalia. Infatti io lo chiamo l'albero della partoriente, perché sembra veramente una donna incinta. Un tumore. E a un certo punto, sarà per la suggestione del momento, ho parlato di queste cose con il menhir alle mie spalle, il tramonto eccetera, ho detto, era fine agosto quindi c'erano molti turisti continentali in quel luogo, ho detto questa cosa, ho detto che li ha fatti un po' arrabbiare. E secondo me un sardo che entra in un nuraghe o che si affaccia dentro il cunicolo di una Domus de Janas o che entra nella proto-metaurina di una tomba dei giganti, ho detto secondo me un sardo che fa queste cose prova sensazioni ed emozioni molto più profonde di quelle che può provare un continentale. Siccome in quel momento, ripeto, è un luogo sacro, c'erano dei continentali di Milano e Roma che fanno percorsi olistici, spirituali, mai l'avessi detto, sono arrabbiati. Sono venuti apposta. Sì. Perché solo in Sardegna trovano... Bravo, esatto. Io me la sono cavata perché non volevo suscitare, non volevo fare arrabbiare nessuno, anche perché l'ho detto non per sciovinismo sardo, ma per una mia convinzione personale, secondo me molto innocente. Ho detto, beh, non vi preoccupate, magari siete o siete stati sardi in un'altra vita o siete tuttora sardi nell'anima, si sono messi a ridere come voi, abbiamo mangiato tutti quanti insieme. Però ero serio quando ho detto quella cosa, perché io ho i brividi anche solo adesso a parlarne. Beh, c'è l'attaccamento alla terra. Cioè, molto... è come se, siccome abbiamo detto alcuni anziani della Sardegna, i nostri antenati erano convinti, e poi questa convinzione però la sta dimostrando la scienza attraverso la fisica quantistica, erano convinti che noi siamo fatti, che tutto nell'universo è fatto di musica, quindi di vibrazione musicale, bravissimo, esatto. Allora, perché non pensare, se è vero, e la scienza ci sta dimostrando che è vero, che noi siamo un'apparenza di materia, che in realtà siamo fatti di musica, magari in ogni sardo, in quel patrimonio genetico che scientificamente chiamiamo DNA e che io invece chiamerei semplicemente spartito dalla nostra anima, su cui vibrano le onde sonore, la musica dei nostri antenati, magari quando entriamo in quei luoghi il nostro DNA è una risonanza insieme a quella. Io veramente non so se ve ne accorgete, ho proprio i brividi, forse loro se ne accorgono che sono vicini, per Luigi mi vede, io ho proprio la pelle d'oca ogni volta che ne parlo, perché quando ne parlo mi viene in mente la sensazione profonda che io provo dentro un nuraghe, dentro una tomba dei giganti, una Domus de Janas,
Non parliamo poi quando scendono gli scalini in un pozzo sardo come Santa Cristina o altro, cioè, da impazzire veramente. Io l'ho detto in maniera innocente quella cosa, però è questo che secondo me ci rende sognatori. Un po' come diceva Shakespeare, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Noi e i sogni siamo fatti di musica, dunque siamo sogni viventi, melodie viventi, e allora siamo sognatori, noi in primis come sardi. Allora,